prossimo attestato Entel, perché come sapete in tutti i nostri appuntamenti abbiamo diverse personalità che ricevono questo attestato. E in effetti in premessa occorre dire che l'attestato Entel al merito venne istituito a Genova il 16 dicembre del 2006, ricevendo l'assenso diretto del presidente nazionale Entel, Movimento Cristiano dei Lavoratori, Antonio Di Matteo. Ovviamente le motivazioni dell'attestato. Entel, Movimento Cristiano dei Lavoratori, Ente Nazionale Tempo Libero, Delegazione Regionale della Liguria, decreto dirigenziale di assegnazione, attestato Entel 2025 al merito artistico, culturale e musicale. Decreta il conferimento dell'attestato d'onore a Andrea De Caro, architetto, urbanista, manager culturale. A tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. Nato a Ravenna nel 1988, Andrea De Caro risiede e opera a Genova. A tutti gli effetti l'intenso percorso universitario di Andrea De Caro gli consente di ottenere importantissimi risultati formativi in campo scientifico, sociale, culturale, del fundraising e della comunicazione. Nel 2011, con la laurea in pianificazione urbanistica alla Facoltà di Architettura di Genova. Nel 2013, con la laurea in progettazione della città e del territorio alla Facoltà di Architettura di Firenze. Nel 2019 con il master di primo livello di imprenditorialità nel settore creativo per i beni culturali e in particolare per i siti UNESCO presso la Facoltà di Economia di Genova. A seguito di tali specializzazioni, Andrea De Caro assume nel 2014 l'incarico di coordinatore e nel 2020 di manager culturale per il complesso monumentale della Lanterna di Genova. In tal senso è lo stesso Andrea De Caro ad affermare: ho potuto maturare negli anni esperienza nell'ambito della gestione museale. Occorre inoltre ricordare tra le principali attività svolte nel periodo 2018-2023 la sua partecipazione in qualità di referente per la Liguria dell'AGUN, Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO. Ad oggi Andrea De Caro ricopre il ruolo di presidente della PS Amici della Lanterna, realtà associativa che dal 2015 in collaborazione con la istituzione MUMA, Musei del Mare e delle Migrazioni, si occupa della valorizzazione del massimo monumento della storia marittima di Genova e del Mediterraneo. Allora, la città di Ravenna si onora di aver dato i natali ad Andrea De Caro. L'attestato d'onore Entel 2025 vuole testimoniare la gratitudine di Genova e della Liguria per il costante impegno di Andrea De Caro nell'affrontare problemi dell'urbanistica, dell'architettura, della conservazione monumentale per l'intensità e la complessità della carriera, per il suo originale contributo nel promuovere l'immagine e il significato museale di un emblema della città. Da 9 secoli, un autentico simbolo del mare, un simbolo conosciuto in tutto il mondo, la Lanterna di Genova. E qui l'applauso. Questa poesia aveva partecipato a un concorso internazionale. Insomma, non vorrei peccare di modestia, comunque aveva vinto un premio internazionale ed è ancora affissa nel Museo della Lanterna. Questo lo dico con grande emozione e commozione, e quindi ringrazio sia i giurati e sia De Caro, perché era anche lui tra i giurati e appunto ha voluto esporla, è tuttora esposta e dovrebbe essere anche data ai visitatori in carta pergamena. Questo era il progetto. Un pulviscolo di lanterna, ti affacci sull'onda, quercia solitaria, antica e possente, sferzata dal vento, amato simbolo della grande Genova, icona luminosa, compagna della luna, magica lucciola, specchio del mare, conforti e commuovi emigranti e marinai, nell'abbraccio lucente come pianto
di una madre che saluta i suoi figli. Le frasi non scritte sulla tua pietra muta sono impresse nel cuore di chi vive di ricordi, notti nostalgiche, nel sogno di accarezzarti, trattenendo fra le dita un pulviscolo di te.